Buongiorno e benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Continuiamo con la presentazione di liste e candidati delle regionali in Veneto del 23-24 novembre. Qui con me ho uno dei candidati alla presidenza della Regione Veneto. Buongiorno e benvenuto a Fabio Bui, Popolari per il Veneto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Candidato per una lista unica. Candidato per i Popolari del Veneto, è un'esperienza di un movimento nuovo, nato un anno fa, per rappresentare i Veneti. E cosa vuol dire rappresentare i Veneti? Non abbiamo inventato niente, è la scoperta dell'acqua calda quella che abbiamo fatto. Esiste la CDU in Baviera, ma ancora molto più vicina c'è la Volkspartei in Trentino. Sindacato dei territori, che parla con la Volkspartei nel Parlamento italiano, la CDU bavarese col Parlamento tedesco, ma piuttosto anche l'Unione Valdôtaine. Non si sono chiusi a dire paroni a casa nostra, ma protagonisti nella politica nazionale, protagonisti anche nella politica europea, perché poi sono rappresentati anche con i loro parlamentari anche nell'Unione Europea. Popolari per il Veneto quindi afferiscono a quello che è il PPE in Europa? Certamente, popolari per fare riferimento al popolarismo europeo. Popolari veneti, proprio per dire nel Veneto. Guardate, oggi si vota nel Veneto, io sento parlare molto in questi giorni di problemi nazionali. Sento più parlare del ponte di Messina piuttosto che della 308 qui a Padova. Sento parlare pochissimo di sviluppo del Veneto verso i mercati europei, perché nessuno ne parla. Ma che Veneto vogliamo nei prossimi anni? Quello che dice che siamo i migliori nel sanitario. Sì, siamo i migliori nel sanitario perché abbiamo i migliori professionisti, abbiamo le migliori attrezzature, però stiamo sempre più regredendo nel sociale. E abbiamo una peculiarità noi veneti, introdotti da quella riforma sanitaria voluta proprio da una veneta, la Tina Anselmi, di Castelfranco Veneto, che parlava di sanitario ma anche di sociale. Allora che tipo di sociale vogliamo? Solo quello di dire vogliamo più case di riposo? Perché il sociale... O vogliamo anche quello che incentiva le giovani coppie ad avere più figli, quindi dare possibilità alle giovani coppie di avere una casa, di avere gli asili nido, di avere anche degli stipendi performanti rispetto alla gestione di una famiglia. Questo è il sociale, non solo dire vogliamo più case di riposo perché ci sono tanti anziani. Non è che la crisi demografica la risolviamo con le case di riposo, ma facendo più figli e dando la possibilità alle coppie di fare. Però questi temi che lei sta ponendo sul tappeto sono temi che pongono anche gli altri suoi avversari e quindi Popolari per il Veneto, lei ha citato Tina Anselmi, quindi è evidente riferimento alla democrazia cristiana. Sì. Popolari per il Veneto che cosa propone come proposte per risolvere queste o cercare di affrontare questi temi? Ve lo dico subito in maniera concreta e spero precisa. Sanità è il tema di cui tutti noi parliamo. Le liste d'attesa, che è uno dei dove tutti ne parliamo, io dico, le attrezzature, i medici e il personale paramedico, sanitario in generale, si lavori per 24 ore al giorno. 24 ore al giorno, non personale medico che fa funzionare, per esempio, le macchine di diagnostica 6-8 ore. Non recupereremo mai le liste d'attesa. Però per far funzionare le macchine 24 ore ci vogliono... Una persona non può lavorare 24 ore, la macchina sì. Sì, intanto occorre pagare il personale.
occorre riprogrammare il personale che c'è, riprogrammarlo, perché oggi c'è un numero C'è margine? c'è margine per riprogrammarlo. Guardi, nella sanità, secondo me, ci sono tantissimi attori protagonisti senza un regista. Occorre fare una regia seria di programmazione sanitaria. Con i numeri che ci Con sono? i numeri che ci sono. Oggi, a quei numeri, però, bisogna fare una programmazione. La medicina di base. I medici di base oggi lamentano una carenza e una fuga da quel particolare ramo sanitario. E allora, oggi riprogrammiamo gli accessi alle università per incentivare quei percorsi lì. Oggi mancano medici di base, mancano alcune discipline mediche, per esempio personale di pronto soccorso, piuttosto che di radiologia, piuttosto che di urologia, e ci sono discipline dove non si trovano più aspiranti. E come si trovano? Si trovano aprendo le università e togliendo anche i numeri chiusi indeterminati. Ma questi li hanno tolti? Quindi c'è che aumentando gli stipendi può essere un attrattivo? Sicuramente oggi il governo nazionale sta dicendo abbiamo sbloccato il contratto di lavoro dei medici. Ma sapete lo sblocco di quant'è? Di qualche euro al mese. Qualche euro, forse non arriviamo nemmeno ai 2 euro al mese, 1,16 di sblocco degli stipendi. Capite che ci stiamo prendendo in giro. Per garantire la sanità pubblica occorre pagare i professionisti. Pagare per pretendere, la legge delle 2P, pagare e pretendere. Altrimenti questi andranno tutti nella sanità privata. Ma mancano le risorse, hanno sempre detto. La Regione ha una sua autonomia indubbiamente per quanto riguarda la sanità. Nel caso appunto lei diventasse presidente della Regione, reintroduce l'IRPEF oppure si può in qualche modo trovare le risorse come? Allora, prima cosa, guardate che non diventi un alibi per i politici e per noi dire sempre che mancano le risorse. Dobbiamo avere le idee per trovare le risorse. Le risorse si sono trovate in tantissimi rami e per tantissime cose. Finanziamo qualche sagra in meno, finanziamo qualche opera inutile, riprogrammiamo la sanità, oggi con le risorse che ci sono e poi piano piano mettendo dentro nuovo personale. Ripensiamo per esempio alle scuole per quelli che chiamiamo normalmente gli infermieri, che poi sono scuole di altissima universitarie, corsi professionali. Riprogrammiamo questi, magari dando anche lì un maggiore incentivo economico, perché un infermiere che lavora nel Veneto con i turni non arriva nemmeno ai 2.000 euro e se emigra di là del confine ne prende 4.800 con la stessa professionalità, con la stessa formazione. Allora capite che non è solo questione di soldi, è questione di essere nel territorio. Altri temi, mi scusi se le stringo per farle dire un po' il programma. L'altro tema, le infrastrutture. Oggi gli imprenditori ci chiedono che la competitività del prodotto loro, soprattutto il prodotto veneto, si ferma sul cancello della fabbrica. Come negli anni 90? Come negli anni 90. E siamo rimasti fermi con le infrastrutture viarie e tecnologiche degli anni 90. Però ci sono tanti cantieri in corso. Gliene racconto una. Padova, centrale per geografia regionale, ma centrale anche per l'economia regionale. Non ha un collegamento verso nord, un collegamento diretto verso nord. La 308, 30 anni ha aspettato, 30 anni, 40 anni
alla fine ha aspettato per essere realizzata. La pedemontana è utile? La pedemontana è lì. Utile o non utile, è stato un investimento che è stato fatto. Oggi non possiamo buttare via quell'investimento, che possiamo anche criticare, ma c'è. Quindi Allora va collegata al Brennero? colleghiamola subito Padova con la pedemontana. In questo modo, probabilmente mettendoci traffico, potremmo anche lavorare per abbassare i canoni, il pedaggio che oggi è veramente alto anche per quel poco di traffico economico che c'è. E bisogna metterlo quel traffico. Pensate poi che Padova sta nascendo un nuovo ospedale a valenza nazionale. Come lo colleghiamo quell'ospedale padovano senza strade? Padova è la città dei tre senza, il caffè senza porte, il prato senza erba. Forse avremo l'ospedale senza strade. Ecco, il centralismo di Padova è tra i suoi obiettivi del suo programma? Centralismo economico non solo di Padova, perché occorre recuperare tantissimo su Padova. Occorre che le istituzioni ricominciano a far sistema con l'università, con le province, oggi con la regione anche, ma un sistema vero, non un sistema a parole per trovarci assieme e scambiarci gli auguri di Natale o di Pasqua. Sistema concreto sulle cose da fare. Come vogliamo pensare a questa provincia, ma piuttosto che alla regione in generale. Quindi è favorevole al progetto della Patreve? Io sono favorevolissimo. Pensate che la Patreve, area centrale per PIL in Europa, prevedeva la metropolitana di superficie. Vi ricordate che mancava, eravamo all'ultimo miglio, giunta Galan, eravamo lì quasi a inaugurarla, mancavano 2 passaggi a livello, poi perché l'aveva previsto il precedente presidente è stato tutto messo lì e della Patreve, della metropolitana di superficie non se ne parla più. Ma volete che sia oggi pensabile che perché l'ha detto l'altro io non lo faccio più? Le cose buone vanno ereditate. Io guardate, se vengo eletto presidente, la prima cosa che farò... Il passaggio a livelli della Patreve? No, la prima cosa che farò, li chiamerò tutti, i miei colleghi candidati, non lo dico mai avversari, perché poi sono amici che condividono alcune cose positive con me, altre non le condividiamo, ma li chiamerò le associazioni di categoria e dico adesso abbiamo parlato, abbiamo raccontato ognuno qualcosa, adesso mettiamoci a lavorare e prendiamo un progetto alla volta e decliniamolo nei mesi per poterlo realizzare. Con leggi ordinarie, laddove le leggi ordinarie regionali non ti permettono di realizzarlo, andiamo con poteri commissariali. I poteri commissariali sono stati realizzati, per esempio, nel ponte di Genova. E non si è realizzato un ponte di quella specie, di quell'utilità soprattutto, e l'hanno realizzato in poco più di un anno. E vedo che si può fare. Però un altro ponte è stato bloccato, adesso lei mi crea un assist. Il ponte di Messina, guardi, per noi veneti immagino che non serve assolutamente a nulla, e forse con quelle risorse che stanno spendendo solo per la progettazione, perché poi la realizzazione chissà se verrà fatta, avrebbe potuto risolvere i problemi non del Veneto, ma di gran parte dell'Italia intera. Lasciamo da parte un attimo il campanilismo. Lei prima citava il sociale. Il sociale, anche questo è un tema, perché effettivamente al di là della questione anziani, ma c'è anche una questione di assistenza delle persone che hanno varie disabilità, la figura del caregiver, risorse che comunque non sono a sufficienza per poter occuparsi di un anziano, di un familiare disabile, ecco, ma anche prima faceva riferimento agli asili nido,
Qual è il progetto per il sociale, per un welfare che sia un welfare davvero di sostegno alle famiglie? Guardi che per fare questa cosa qua occorre anche l'intervento del privato. Le dico una mia idea. Abbiamo aree industriali disseminate per ogni paese, anzi per ogni paese e anche per ogni frazione, perché i sindaci, senza un progetto, una visione comune, spesso disseminavano le aree industriali in funzione dei voti, non della reale possibilità. Perché per esempio non fare aree industriali centralizzate, territoriali, e mettere lì anche la possibilità per le mamme e per le maestranze di avere degli asili, di avere delle mense, di avere dei servizi, dalla palestra al servizio di gestione delle necessità, compresi anche il servizio di spesa laddove... Magari anche il servizio per mettere il nonno tipo nel coso diurno. E guardi che non stiamo inventando nulla. Lo vediamo in qualunque altra realtà europea e i paesi vicini. Queste cose qua le fanno. Cominciamo a imparare ad applicare buone pratiche. Non sentirci amministratori di un piccolo villaggio, ma sentirci amministratori di un territorio che si pensa assieme e che offre le comodità assieme. E le risorse? Ecco, perché giustamente... Le risorse, guardi, lei vuole portarmi sull'IRPEF? No, chiedo perché allora, sarebbe bello avere tutti guardi, questi servizi. I veneti sono abituati a pagare. Se io ho i servizi, li pago e sono disponibili. Si arrabbiano quando a fronte del gettito importante del prelievo che fanno sui portafogli di ciascuno non gli do i servizi. Per paradosso, in sanità sarebbero disponibili a pagare anche €1 in più di ticket se la visita gliela faccio domani nella struttura pubblica. Ma si può parlare di un ticket perequativo? Si può parlare di ticket perequativo, ma oggi occorre parlare di prestazioni date, di servizi date. Siamo incazzati come veneti perché non abbiamo dei servizi compatibili con quello che paghiamo. Per questo si arrabbia la gente e per questo non andrà a votare. Invece l'invito mio è: andate a votare e pensate al cambiamento. Questo cambiamento, Popolari per il Veneto, dove si colloca? Perché poi è in una zona, parlo di posizione politica, indipendente, più al centrodestra, più al centrosinistra. Io ho coniato uno slogan che però oggi diventa uno slogan: è lontano dai partiti, vicino ai veneti. È chiaro che è una forza di centro. La nostra è una forza di centro che vuole rimanere al centro proprio per connotarci come persone che provengono dalle esperienze delle amministrazioni locali, abituate a parlare con i cittadini, abituate a risolvere i problemi. A me non interessa la targa. Qualcuno dice sempre, ed è la domanda solita, ma te, chi ti rappresenta a Roma? Io non voglio rappresentanti a Roma. La macchina non corre bene perché ha una targa particolare o perché ha una carrozzeria bella. Corre se ha il motore e che ti porta a destinazione. Allora, non vogliamo né essere etichettati, non vogliamo essere belli fuori, vogliamo avere la capacità e riconosciamoci questa possibilità di arrivare a destinazione di questa campagna elettorale, perché siamo persone che vogliono risolvere i problemi. La prima azione nei primi 100 giorni, qualora diventasse presidente, l'urgenza. L'ho detto in questi giorni, la prima urgenza, io dico 6 mesi per risolvere tutto il tema delle liste d'attesa. E c'è un progetto che crede fattibile o è un sogno? No, non è un sogno, è la realtà, perché in 6 mesi, con risorse attuali e poi riprogrammando tutto il sistema delle assunzioni,
io penso che ce la facciamo, mettendo delle risorse particolari che a bilancio già ci sono, per incentivare i medici a star lì a fare il grande piano Marshall, che tutti chiamano piano Marshall, non è altro che in 6 mesi riportare a zero le liste d'attesa. Coinvolgendo anche le strutture private accreditate? Si sono già coinvolte le strutture, per fortuna ci sono che hanno fatto un po' di supplenza. È chiaro che non posso delegare alle strutture private la sanità pubblica. La sanità pubblica è un diritto inalienabile di tutti i cittadini che non devono per forza pagare tutte le prestazioni, ma devono trovare nella sanità pubblica i migliori professionisti, i migliori sanitari e la migliore eccellenza, sia nel sanitario che nel sociale. Beh, se voi vi rifate a Tina Anselmi, questo è imprescindibile, ovviamente. Noi ci rifacciamo a Tina Anselmi, ma i grandi politici di tutti i partiti del Veneto, laddove il Veneto è sempre stato capace di esprimere figure che guardavano il Veneto con attenzione e si facevano rispettare a Roma. Non era Roma che dettava l'agenda a Rumora. Ma ancora a Roma, detta l'agenda, secondo lei, non ha ci mancherebbe, hanno scelto anche i candidati a Roma. E se non era Roma è Milano. Non è che ci raccontiamo una cosa segreta e la raccontiamo. I candidati sono stati scelti nei tavoli romani o milanesi. E quindi, per quello il terzo mandato è stato bloccato? Il terzo mandato dovrebbe essere bloccato per tutti gli ordini istituzionali, però dai parlamentari ai sindaci. Io sono un sindaco che ha detto al secondo mandato ci si ferma e mi sono fermato. In provincia 2 mandati sono più che sufficienti, pensiamoci in regione e al Parlamento dove i poteri sono molto più alti. Il tema del mandato è che non è che l'hanno tolto per motivi particolari, l'hanno tolto perché, soprattutto nei sindaci, non abbiamo più persone che vogliono prestarsi alla vita pubblica amministrativa. La responsabilità è talmente alta che la voce che oggi gira dappertutto, soprattutto nei giovani, ma chi me lo fa fare? E invece noi dobbiamo cambiare. È un po' come l'astensionismo. Dobbiamo cambiare questo paradigma. L'amministrazione e il servizio politico è la più bella forma, è la gestione del bene direbbe di tutti. Di carità, io non dico di carità, ma è la più bella forma di servizio civile che si può fare e ti dà una enorme soddisfazione risolvere i problemi per i tuoi cittadini. Io ringrazio Fabio Bui, candidato alla presidenza della Regione Veneto per la lista Popolari per il Veneto. Ringrazio voi, torniamo domani mattina altri ospiti e continueremo con la presentazione dei candidati a parlare di regionali, ma non solo. Grazie, arrivederci. Grazie.